Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'imam originario del Bangladesh, arrestato pochi giorni fa dalla Digos di Padova per quanto avveniva durante le sue lezioni quotidiane nel centro islamico di via Jacopo da Montagnana all'Arcella. Il 23enne, sottoposto a custodia cautelare in carcere, è comparso davanti al GIP del Tribunale di Padova per l'interrogatorio di garanzia, assistito dai suoi avvocati, per difendersi dalle accuse di maltrattamenti sui minori. Ma ha scelto di non parlare. Non si spegne intanto il clamore per una vicenda che ha scosso tanto la comunità musulmana padovana quanto la città stessa. L'imam è infatti accusato di aver effettuato pressioni psicologiche molto pesanti e violenze fisiche nei confronti dei bambini che gli venivano affidati per le lezioni di religione islamica. I piccoli venivano puniti per ogni piccolo errore nella recitazione del Corano del centro islamico dell'Arcella, fino a quando la verità si è fatta strada dagli atteggiamenti dei bambini a scuola. La Digos ha dato il via alle indagini raccogliendo prove che risulterebbero schiaccianti per il giovane di origini bengalesi.